La scienza al servizio della salute, un cuore artificiale potrebbe essere disponibile a breve. Padova capofila del progetto. Il corrispondente Stefano Edel con Claudio De Zan. A che punto siamo nella costruzione del primo cuore artificiale autonomo tutto italiano? Al centro Gallucci di Padova, dopo 1 anno e 2 mesi dall'annuncio di voler puntare decisi in questa direzione, il professor Gino Gerosa, uno dei luminari della cardiochirurgia mondiale, manifesta un certo ottimismo. Allora, per quanto riguarda l'attuatore, è definitivamente messo a punto. In questo momento stiamo per completare anche il cast del prototipo, incluso il motore che dovrebbe movimentare l'attuatore che avevamo messo a punto nel 2016. Ma quanto tempo ci vorrà, una volta creato l'organo artificiale, per la sua sperimentazione sull'uomo? Siamo a metà del guado e vediamo l'altra sponda che potremmo tranquillamente raggiungere in un arco temporale di 3-5 anni, e quando parlo di arco temporale di 3-5 anni, per passare alla sperimentazione clinica. Servirebbero tra i 40 e i 50 milioni di euro per finanziare una ricerca così rivoluzionaria. Noi abbiamo cercato di sviluppare un cuore artificiale che sia piccolo, estremamente biocompatibile, e questo dovrebbe garantire quindi una eccellente qualità di vita dei pazienti e naturalmente di dimensioni molto contenute, in modo tale che possa essere utilizzato in tutti i pazienti.